Via libera da parte di Palazzo Madama, incassa così il primo sì il decreto legge che cancella la seconda rata dell'IMU 2013 per le abitazioni principali, ma la mini rata resta in piedi, dovrà essere versata entro il prossimo 24 gennaio nei comuni laddove per l'anno in corso le amministrazioni abbiano aumentato l'aliquota rispetto alla soglia base che è il 4 per 1000. In buona sostanza il contribuente dovrà pagare la differenza. Al comune di Agrigento la forbice è del 2 per 1000, questa fetta dovrà essere allora coperta dalle tasche dei cittadini, una mini stangata in arrivo. Per provare ad evitarla il sindaco Zambuto è al lavoro alla ricerca di una soluzione, ce n'è già una allo studio degli uffici. Sto lavorando con gli uffici affinché vedere come sia possibile e portare in Consiglio Comunale una proposta per cui c'è la riduzione, l'azzeramento dell'indennità di sindaco, assessori e tutto il Consiglio Comunale per l'anno 2014, in modo tale che questo accantonamento di fondi possa rappresentare la copertura per la minimo che i cittadini dovranno versare nei confronti del comune. Ci sono alcuni problemi di ordine burocratico perché l'assurdo è quello che gli uffici mi dicono è difficile riuscire a realizzare questa operazione. Allora stiamo vedendo se è possibile, perché l'obiettivo principale sarebbe quello proprio di non fare pagare. Stiamo vedendo se è possibile effettuare un rimborso nei confronti dei cittadini. E dall'IMU che scompare non certamente in modo indolore alla Tasi, pronta a fare il suo esordio. Sulla prima casa comporterà mediamente per le famiglie un esborso che al netto delle possibili detrazioni potrebbe variare dai 247 euro con aliquota del 2,5 per 1000 ai 326 euro con aliquota del 3,3 per 1000. Le amministrazioni comunali avranno dunque la facoltà di poter aumentare l'aliquota dello 0,8 per 1000. Noi provvederemo immediatamente a predisporre il progetto di bilancio per l'anno 2014 e portarlo in Consiglio Comunale in modo tale da riuscire anche a prevedere le detrazioni nei confronti dei cittadini e quindi riuscire a dare uno strumento finanziario nel più breve tempo possibile.